Si va in partenza per la terza corsa dall'Arcoveggio di Bologna, premio Happy Days. Sono in pista 8 cavalli di 3 anni, vincitori da 3 a 12.000 euro in carriera, ha ritirato Born to Run. All'1 Birgit, Antonio Greppi, 2 Bea Spritz, Andrea Farolfi, 3, 4 Butterfly Horse, Giampaolo Minucci, 5 Budweiser, Matley, VP dell'Annunziata, 6 Baghira Garra, Roberto Vecchioni, in seconda fila 7 Beautiful Trio Marco Stefani, 8 Belize Jet, Lorenzo Baldi, 9 Bamako dei Greppi, Gianvito D'Ambroso. Allenamento che si è completato, in chiusura di gioco problemi per Bea Spritz dietro la macchina. E Bea Spritz se ne va di galoppo, lasciando così il comando a Butterfly Horse, mentre sbaglia anche Baghira Garra. All'esterno è subito Belize Jet, che va a proporsi a lato della battistrada, la quale allarga un pochettino a imboccare la prima curva. In vantaggio Butterfly Horse nei confronti di Birgit lungo la corda e all'esterno di Belize Jet. I primi 200 passati in 15,5. Insiste Lorenzo Baldi, vedremo le scelte di Giampaolo Minucci. Attacca deciso ora Lorenzo Baldi con Belize Jet, che sopravanza e scavalca dopo 400 metri di corsa Butterfly Horse. 29,7, un po' di spesa, ma Belize Jet è al comando dalla seconda fila nei confronti di Butterfly Horse, quindi Birgit, ancora Beautiful Trio a precedere Bamako dei Greppi e Budweiser Matley a chiudere la fila indiani. I primi 600 in 45 spaccato da parte di Belize Jet, che viene al passaggio davanti alle tribune in vantaggio nei confronti di Butterfly Horse. Birgit stappata terza alla corda, avanti a Beautiful Trio e Bamako dei Greppi, che sembra volersi scoprire all'esterno. Gli 800 passati in 59,7, non lesina assolutamente l'andatura. Lorenzo Baldi insalchia la figlia di Wishing Stone, che continua ad andare via sul piede dell'1,15, anche qualcosa meno, e va verso il completamento del primo chilometro con un paio di lunghezze nei confronti di Butterfly Horse, 1,14,6, i primi 1000 di gara, guadagna vantaggio nei confronti di Butterfly Horse, che è richiesta per provare a starle dietro, via il cuffino per provare a reagire un pochettino. Terza è sempre Birgit, poi Beautiful Trio e Bamako dei Greppi, ma sono tutti richiesti per andare dietro al ritmo velocissimo imposto dalla leader, che ha fatto un'altra frazione in 14,8, 350 metri alla conclusione. Belize Jet in vantaggio, Butterfly Horse che prova ad avvicinarsi ma fa fatica, poi Birgit che prova a fare l'arrivo su di questa almeno per il secondo, perché Belize Jet ha fatto l'ultima curva, è vero in 15,7, ma ancora gran margine di vantaggio. Prova a ingambarsi Birgit, Belize in vantaggio, Belize Jet che conclude da netta vincitrice. Belize Jet che vince nei confronti di Birgit, per il terzo Butterfly Horse. 16 la dritta d'arrivo, 31,7 i 400 metri conclusivi a rotoloni, 1,15,2 il ragguaglio cronometrico, ma il successo va tutto a Belize Jet. Lorenzo Baldi, allenatore e guidatore per gli allevamenti Toniatti, che sono proprietari della figlia di Wishing Stone e Narina Jet, che porta a casa il successo, replica il recente successo sulla pista. Sotto il 14 l'altro giorno, oggi una media intorno all'1,15, ma il successo comunque è per Belize Jet e Lorenzo Baldi.